Benvenuti amici di Matto Scacco, ben ritrovati, siamo già pronti per vedere una nuova interessante partita. Con il bianco abbiamo un maestro Fide, il giovane Bikium, mentre con il nero il grande maestro Predojevic, e siamo di nuovo in Norvegia, in occasione del campionato a squadra norvegese. La partita inizia così, D4 la prima mossa, E6 per il nero, e dopo C4 il nero decide di giocare una mossa che è poco comune, alfiere scacco. Chiaramente l'idea è cercare di rientrare in qualche apertura, in qualche sequenza di mosse attraverso un ordine un poco comune, quindi magari il nero vuole raggiungere una posizione specifica cercando di rendere più complicato lo sviluppo avversario. Il bianco continua con cavallo C3 e dopo B6 E4 controllo totale del centro da parte del bianco, ma il nero già crea le prime minacce perché alfiere B7 sfruttando l'inchiodatura del cavallo C3 difensore di E4 e alfiere B7 vuole mangiare il pedone centrale, quindi il bianco deve difenderlo, ed F5 siamo già in una partita che si preannuncia molto tattica. Qual è l'idea? F5 ripropone l'attacco su E4 perché il cavallo continua a essere inchiodato. E qualcuno potrebbe dire, beh, io catturo F5, forse lui mi cattura G2, e da bianco ti darò scacco a re, ho una buona iniziativa. Sicuramente sì, se il nero sbaglia, perché se qui il nero continua con G6 e il bianco cattura, e anche una mossa che spesso sembra essere forte come cavallo F6 attaccando il pezzo che ci vuole dare scacco di scoperta, e purtroppo non funziona perché semplicemente il pedone avanza, scacco di scoperta contro il re, e quando il nero cattura la regina avversaria con il cavallo seguirà la cattura della torre con promozione. Questa è una posizione molto complessa, però in realtà ne esce sempre molto meglio il bianco. In questa posizione il nero ha una situazione molto difficile da gestire. Però dopo questo scacco immediato in H5, la semplice Rf8, seppure il nero deve fare attenzione a qualche minaccia tattica, la semplice Rf8 assicurerà la cattura della torre in H1. Quindi vediamo un po' come è andata in partita. E dopo F5 è stata giocata l'immediata donna H5 e dopo G6 la regina va in E2 puntando indirettamente l'avversario. Ci saranno dei momenti in cui la possibile cattura in F5 potrebbe essere un problema che il bianco crea al nero perché il pedone in E6 risulterà essere inchiodato dato che dietro di lui c'è il re. La partita prosegue, quindi cavallo F6, F3 per rafforzare il centro e il cavallo insieme, ops, la freccia è andata male, comunque il cavallo insieme al pedone e all'alfiere chiaramente stavano riminacciando il pedone centrale perché il cavallo C3 continua a essere inchiodato e questo sarà un problema un po' per tutta la partita. Ok, cavallo C6, mossa di sviluppo, alfiere 3 difende il pedone che era stato appena attaccato. F4 da parte del nero, mossa molto, molto bella, l'idea è cercare di allontanare questo alfiere dalla difesa e chiaramente domandare al bianco se questo alfiere vuole mantenerlo in F2 oppure mantenerlo magari in una posizione più attiva con F4. Il bianco ha deciso di catturare F4, quindi il nero cattura il pedone centrale, guadagna un tempo contro la regina, vuole attaccare la regina che si sposta, regina E7 e questa è la partita. E5 è una mossa molto, molto logica, guadagna un tempo contro l'alfiere avversario ma nello stesso istante rafforza la posizione del mio cavallo centrale, quindi l'alfiere si sposta, arrocco lungo e dopo arrocco corto e adesso si va verso un seguito molto tattico, dinamico. Già le intenzioni del nero sono chiare, giocando una torre G8 che vuole chiaramente cercare di avanzare quanto prima il pedone G per creare delle minacce. Cosa deve fare il bianco? Il bianco dovrebbe fare lo stesso perché con arrocchi contrapposti chi prima riesce ad attaccare prima avrà l'iniziativa. Il bianco toglie il re dalla sua posizione e quindi D6 rafforzare il centro, ma in realtà l'idea è far rientrare l'alfiere di case bianche e così avviene perché quindi re B8, donna D1. Nel momento in cui questo cavallo voleva rientrare in gioco per saltare eventualmente in D5, il nero decide di cambiarlo, quindi alfiere C8 attaccando il cavallo avversario e a questo punto G5. G5 è una mossa senz'altro particolare e curiosa perché questo pedone non è difeso abbastanza volte perché in questo momento si trova sotto il controllo di due pezzi del bianco e cerchiamo di capire l'idea. L'idea del nero potrebbe essere questa: torre G6 per attaccare l'alfiere e provare a intrappolarlo, chiaramente nelle condizioni ideali quando questo pedone sarà abbastanza volte difeso. Il bianco cattura immediatamente e il nero fa una mossa molto bella, ossia questa. H5. H5 vuole coordinare rapidamente tre pezzi e indirettamente un quarto pezzo
contro G4 per aprire le linee contro il re avversario. Infatti in questa posizione già possiamo notare che chi prima è riuscito ad attaccare è senz'altro il nero è già pronto per attaccare. La partita prosegue. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Mattoscacco. Quindi regina 1, cattura in G4, e a questo punto mossa affascinante, anche mossa molto veloce, rapida, sacrificio di qualità, torre per alfiere, il cavallo riprende, e dopo cavallo per G4 il nero guadagna un tempo perché sta attaccando il cavallo avversario. Ma le idee non sono finite, perché qui già si gioca, vi dico che il nero vuole giocare per il matto. Regina H4 difende il cavallo, torre G8, mossa molto naturale, chiaramente ci sono due attacchi contro il cavallo che dovrà essere difeso, non può essere difeso e allora dovrà spostarsi, quindi cavallo F3 è la mossa della partita. Ma qui c'è una tattica molto bella che fa vincere il nero. La tattica è questa: la regina del nero non è difesa, quindi la prima mossa che uno potrebbe analizzare è senz'altro la cattura della regina bianca. Ma qui il nero fa qualcosa di ancora più interessante: cattura il cavallo difendeva la regina. Qual è l'idea? Adesso che la regina non è difesa, e il bianco la cattura, ma qui matta in 2. Il cavallo si porta in F2 con scacco, il re chiaramente non può fuggire da nessuna parte, è obbligato il bianco a catturare il cavallo e dopo la cattura torre matto. C'è da dire che il giocatore con il bianco è stato molto sportivo, è veramente raro in una partita a tempo lungo che un giocatore non abbandoni. Solitamente quando capitano queste situazioni di prendere matto è perché si riconosce la sconfitta, diciamo, in modo molto, molto sportivo. Rivedendo la partita dall'inizio, questa è stata la sequenza di mosse, quindi diciamo alfiere B4 è una mossa un po' fuori dal comune, poco comune, senz'altro, e vuole cercare di creare al bianco uno sviluppo un po' più strano, più laborioso. Quindi dopo B6 alfiere B7 attaccando il pedone centrale, e qui a questo punto la strategia del nero è cercare di attaccare e pressare il pedone in E4 il prima possibile, e così avviene. Quindi cavallo F6 portando un altro attaccante contro il pedone 4, F3 lo difende, dopodiché il nero sviluppa la posizione. F4 è la mossa più interessante, probabilmente è quel momento in cui il nero vuole decidere di attaccare, il bianco deve decidere se accettare la sfida tattica del nero, quindi catturare il pedone così come è avvenuto in partita, oppure giocare una mossa un po' più tranquilla come alfiere F2. Probabilmente alfiere F2 sarebbe stata senz'altro molto meglio. A questo punto la partita è continuata, arrocco lungo per il bianco e arrocco corto per il nero, arrocchi contrapposti, chi prima attacca prima riesce a prendere l'iniziativa e più possibilità avrà per vincere, e a questo punto non resta altro che da nero portare tutti i pezzi in gioco. Dopo regina D1 è importante questo dettaglio, perché se l'alfiere non verrà cambiato in C3, il cavallo bianco potrebbe saltare in avanti e creare dei fastidi. Quindi alfiere per C3 è la mossa che è stata fatta in partita, alfiere C8 già punta l'arrocco avversario, quindi G4 per chiudere la diagonale, ma G5 è una mossa molto bella. E G5 è una mossa bella perché vuole aprire rapidamente delle linee, e così avviene, quindi H5 cercando di fare pressione in tutti i modi contro quel punto G4, e dopo che si apre la colonna G, il sacrificio di qualità ha portato a questa minaccia tattica. Il cavallo non era difeso, la regina bianca lo difende, e quando il cavallo viene attaccato una seconda volta con la torre, cavallo F3 è la mossa obbligata per difendere la regina. Ma qui la soluzione tattica è veramente bella e ve la rimostro. Quindi il cambio o meglio, il sacrificio di regina del nero porta a questa coppia di cavalli che si coordina rapidamente con la torre fino alla posizione finale di scacco matto. Spero che questa partita vi sia piaciuta. Questa come le altre le trovate maggiori informazioni nella descrizione del video. Appuntamento al prossimo video. E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!